Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano in apertura alla crisi di governo con il Premier Conte che oggi è salito al Colle e ha promesso di riferire alle Camere per un chiarimento. Naturalmente animi agitati nelle opposizioni di centrodestra che anche per bocca dei parlamentari friulani chiedono che si vada subito al voto escludendo governi tenuti in piedi da possibili responsabili dell'ultimo minuto. Il servizio. Elezioni subito o quantomeno una proposta alternativa credibile. Questi messaggi che arrivano dal centrodestra dopo la crisi di governo aperta da Renzi. Il Premier Conte, salito al Quirinale, ha detto al Presidente Mattarella che riferirà la situazione alle Camere per un chiarimento. Sul futuro un punto di domanda. Per la Lega ora la palla deve passare agli italiani. Vediamo dei giochini di palazzo che sono veramente indegni. Sono indegni perché dimettersi in questo momento e fare una crisi di governo in questo momento credo che sia veramente irresponsabile. Possiamo condividere che Renzi finalmente si è reso conto con chi aveva a che fare. Certo è che adesso il tempo è veramente poco. Abbiamo chiesto oggi in aula al Presidente Fico di avere Conte in aula, di parlamentarizzare questa crisi e chiamare Conte in aula per vedere se ha ancora una maggioranza. Non c'è più tempo, dobbiamo dare risposte serie e concrete a questo Paese e quindi o si torna immediatamente al voto oppure per il nostro Paese non c'è più speranza. Anche Fratelli d'Italia, con il capogruppo Luca Ciriani al Senato, chiede il voto immediato. Meno rigida, ha deciso a voltare pagina Forza Italia, che sa che i tempi sono stretti, anche perché da giugno scatterà il semestre bianco. Forza Italia non ha paura del voto, Forza Italia è pronta a dare un appoggio solo nell'interesse degli italiani e dell'Italia in questo momento, non un appoggio a un governo che non c'è. L'ho detto il Capo dello Stato, i responsabili raffazzonati non servono per fare una maggioranza, non danno garanzie per creare un governo che sia in grado di affrontare le grandi difficoltà del Paese in questo momento e quindi penso che quella sia una strada che il Presidente Conte o chi per esso o chi pensa di percorrerla in questo momento sia una strada sbagliata. Cambiamo argomento, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio prende le distanze dalla manifestazione di domani Io Apro, nella quale molti ristoranti e bar in Italia terranno aperte le serrande anche oltre l'orario consentito. La FIPE però chiede al governo di accelerare sugli indennizi perché il comparto è allo stremo. Far sentire la propria voce sì, infrangere le regole no. Questo è il messaggio che arriva dalla Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio riguardo a Io Apro, manifestazione di protesta indetta per il 15 gennaio da molti bar e ristoranti d'Italia. Nei locali, pronti a trasgredire perché arrabbiati con il governo, le serrande resteranno alzate oltre l'orario consentito. È fondamentale per noi il rispetto della legalità ed è un prerequisito che non va messo in discussione. Perciò non aderiamo e non condividiamo questa protesta Io Apro, soprattutto perché non vogliamo mettere a rischio i nostri associati. Il rischio qual è? Sanzioni pesanti sia amministrative che penali. E visto anche il momento e la situazione attuale, assolutamente non mi sembra il caso. Come federazione abbiamo dei tavoli istituzionali, dei tavoli sindacali di lavoro e preferiamo lavorare su quelli. La mancata adesione alla protesta però non significa evitare le rivendicazioni. FIPE chiede con forza maggiori e più rapidi indennizi per le chiusure. Noi capiamo che è una pandemia a livello mondiale, capiamo la situazione sanitaria che anche nel nostro territorio è sempre più critica, però bisogna anche rendersi conto che queste attività hanno alle spalle delle famiglie, le famiglie hanno dei figli, c'è tutta una filiera dietro perché non siamo solo noi ristoranti o bar, bisogna anche ricordarci tutto il settore Horeca, quindi chi porta la merce, i trasportatori, c'è tutta una filiera dietro e quindi mettere in ginocchio un settore così importante per l'economia nazionale non lo trovo giusto, a meno che, come succede negli altri stati, perché sostanzialmente solo in Italia sembra che ci sia protesta, ma altri stati, vedi Germania, vedi Francia, hanno detto domani si chiude, oggi vi diamo i soldi. Questo deve essere fatto.
E veniamo ora ai numeri odierni sul fronte coronavirus. In Friuli Venezia Giulia oggi, a fronte di 7.669 tamponi molecolari eseguiti, sono stati rilevati 705 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 100 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati dal test molecolare, con una percentuale di positività del 10,1%. Sono inoltre 1.804 i test rapidi antigenici realizzati e nei quali sono stati rilevati 480 nuovi casi, 26,6% di positività. I decessi registrati sono 23, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse. Di queste, quelle riguardanti il Pordenonese sono 5. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 68, mentre quelli in altri reparti sono 668, numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Chiesa gremita a Cordenons per l'ultimo saluto a Fausto Simonelli, presidente regionale del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri, portato via dal Covid. Cordenons oggi pomeriggio ha dato l'ultimo saluto a Fausto Simonelli, 59 anni, presidente regionale del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri, portato via in un paio di settimane dal Covid. Dopo il ricovero all'ospedale di Pordenone a fine dicembre, si è spento nel reparto di terapia intensiva a inizio anno. Oggi a rendergli omaggio, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, gremita, centinaia di persone, anche all'esterno, con i vessilli delle sue associazioni. Simonelli lascia la moglie e i 2 figli e un grande vuoto nella comunità di Cordenons. Una persona che ho cominciato ad apprezzare da quando sono sindaco, in particolare in quanto abbiamo avuto parecchie attività con cui si collaborava, ci si trovava, una persona sempre disponibile, una persona che dedicava tutto il tempo libero proprio agli altri, al volontariato. Una carica anche importante aveva raggiunto, rappresentava la regione per la propria associazione. Quindi una figura che ci mancherà, resterà nei nostri cuori per la sua disponibilità, una persona cara, una persona a modo. Questo sarà il ricordo che manterremo di lui, rimarrà sempre nei nostri cuori e nei cittadini di Cordenons. Tra l'altro rimango particolarmente colpito del tutto in quanto l'avevo sentito proprio pochi giorni prima del suo ricovero e avevamo un incontro proprio da fare nei giorni successivi. Questo incontro purtroppo non ci sarà più e mi rimangono le sue ultime parole che rimarranno sempre ben stampate nel mio cuore. Simonelli coordinava centinaia di uomini volontari della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri e in passato aveva operato nei luoghi del terremoto, ad Amatrice Prime e all'Aquila. Oggi l'estremo saluto. Cambiamo argomento, i comitati friulani Valcellina, Valmeduna e Carnia hanno aderito al coordinamento nazionale grande idroelettrico dell'Arco Alpino. Regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche, trasparenza nel rinnovo delle concessioni e ritorno sui territori. Sono questi gli obiettivi del coordinamento grande idroelettrico dell'Arco Alpino, costituitosi a cavallo tra il 2020 e il 2021, al quale hanno aderito anche i comitati friulani Valcellina, Valmeduna, Carnia. Si tratta di un coordinamento dei comitati, associazioni, cittadini di tutto l'Arco Alpino, dalla nostra regione, la Valle d'Aosta, passando per Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Un soggetto, questo, per il quale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico rappresentano una risorsa insostituibile di produzione di energia rinnovabile, ma hanno anche un impatto negativo sui territori in termini di impianti, dighe, canali ed elettrodotti che solcano le valli. Anche il Friuli Venezia Giulia aderisce al gruppo del grande idroelettrico dell'Arco Alpino per far portare finalmente alla nostra montagna, finora lasciata irresponsabilmente sfruttare da concessionari senza obblighi e limiti di gestione degli impianti, quei benefici tanto attesi, benefici all'ambiente, alla sicurezza del territorio e delle dighe, al lavoro, alla stabilità del personale impiegato, benefici possibili solo attraverso la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Dopo la regionalizzazione delle competenze in materia, avvenuta nel 2019, per il coordinamento ora è necessario puntare su un rinnovo delle concessioni trasparente che tuteli l'ambiente e le risorse della montagna, temi da affrontare con serietà e che vanno oltre le seppur importanti compensazioni economiche. Una partita cruciale per molti territori alpini, conclude il coordinamento, che intendiamo seguire proponendo idee e obiettivi ai politici e a tutti gli amministratori. Restiamo in Valcellina, i grandi campioni dello sport pordenonese sponsorizzano la nostra montagna grazie alla neve del periodo. Sentiamo. Vivere la montagna vera in sicurezza facendo diventare le limitazioni imposte dal Covid un'opportunità di scoperta delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. È l'appello dei grandi campioni della nostra provincia che hanno dato vita a un seguitissimo convegno online organizzato dal Comune di Clout e dall'UTI delle Dolomiti Friulane. Il Covid ci ha fatto scoprire quanto è bello stare fuori di casa. Noi
nel Pordenonese abbiamo la fortuna di avere Dolomiti Friulane, la Fora della Valcellina e sentieri e montagne incredibili a pochi passi. Ecco, sfruttarli per godere appieno quella che è la natura è sicuramente un'occasione che possiamo cogliere quest'anno e anche in futuro. Il consiglio da atleta, da tecnico, è quello di farlo però con intelligenza, quindi per chi non è mai stato sui sentieri più difficili o sulla neve, ci sono i maestri, ci sono i tecnici, c'è il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane che è a disposizione per fare le cose fatte bene. Diciamo che la natura ha le sue regole nascoste, scoprirle, capirle, rispettarle ci permette di vivere la natura davvero al meglio e in sicurezza. In Alta Valcellina la prima scelta è lo sci alpinismo, magari per raggiungere il rifugio Paradut. In questo periodo un po' particolare, dove gli impianti di risalita sono chiusi a causa del Covid, esiste un giusto compromesso per poter sciare e stare all'aria aperta facendo attività fisica. Sono gli sci con le pelli. Lo sci alpinismo si può praticare qui a Clout, nell'area del Paradut, ed è un vero parco giochi per questa disciplina. Sicuramente non sarà difficile mantenere le distanze di sicurezza e le norme anti-Covid, però è comunque uno sport che si pratica in ambiente montano dove ci possono essere dei rischi, quindi prima di provarlo affidatevi a delle persone esperte. Il comune di Clout ha appena approntato anche 2 splendidi anelli per il fondo che saranno fruibili gratuitamente per tutta la settimana, anche grazie alla rimozione delle norme che impedivano gli spostamenti. Prossime all'apertura anche le piste per slittino, bob e gommoni in prossimità del Palaghiaccio al CEO della Valentina. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Economai FVG. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.